Eder, Mech, Pallister. Negli ultimi giorni l'albergatrice ha detto un po' di cose che ti hanno messo in una posizione scomoda. Grandi verità quelle dell'albergatrice o sbaglio? Sono assolutamente delle balle, ma grandi come una casa, e vi posso anche spiegare il perché. Io mi ricordo di quel fatto lì, noi andavamo spesso da anni in quel posto perché è un posto meraviglioso, l'albergo era sempre stato in ordine, pulito. Era questo rapporto di amicizia con questa famiglia che comunque... E se c'era un ottimo rapporto tra di voi, perché se la prendono con te? Che sono balle, scusa. Cioè... Quindi anche lei fa parte di quel miliardo di persone che improvvisamente decidono di puntare il dito contro di te, ma per quale fine? No, non lo so, sta dicendo un sacco di cose che comunque a me non mi dicono niente. Se questo può servire a mettere su di me delle ombre, per carità, ognuno è libero di fare. Io dipendo da quello che mi dice la procura, di quello che dice l'inquirente. Allora ti spiego una cosa, sul fatto, io mi ricordo quel fatto lì, che siamo arrivati a casa dove c'è l'albergo, e aprendo la porta di dietro c'era questo zainetto che è caduto fuori. Allora io ho detto a Liliana, guarda, devi stare attenta dove mettere la roba, perché comunque noi avevamo le biciclette dentro, i posti erano piccoli, una cosa così, e di conseguenza tutto era finito lì. Poi la signora mi fa, guardate, non arrabbiatevi, ho solo una stanza a letti separati. E ho detto, va bene, qual è il problema? Tanto noi veniamo qua solo a dormire e poi andiamo... Come al solito superficialità nelle domande fatte a Sebastiano. L'episodio è quello che descrive Sebastiano, ma la novità è che dopo quell'episodio Liliana chiederà all'albergatrice da quel momento in avanti di dare loro sempre delle stanze con letti separati. Che chiaramente sono contrapposte. Mi chiedo perché questo... Il 9 agosto, dopo aver gironzolato con la macchina, la spegni vicino al ponte di una ferrovia e scambi l'albergatrice per una meccanica e le chiedi di venirti a soccorrere. Purtroppo però a quanto pare la macchina non ha nessun problema. Anche questa è una balla? Sì, assolutamente sì, perché io ero solo lì e avevo dormito, io in macchina d'estate c'ho la brandina che quando viaggio una cosa e l'altra, mi sono fermato in questo spazio, questo piazzale. La mattina non mi si accendeva, ho chiamato Yasmina e gli ho detto, guarda, non c'ho c'è la macchina che non mi va. E mi ha mandato un signore e con una corda mi ha trainato per 4-5 metri e la macchina poi a un certo punto ha preso in moto, ho salutato il signore e sono andato via. La macchina quindi non prendeva, ma spostandosi di 4-5 metri c'era campo e la macchina si è accesa. Sebastiano però dimentica di dire che con l'amico mandato dall'albergatrice c'era anche il figlio. Tutti questi sono testimoni che stanno deponendo contro la sua versione. L'albergatrice non ha parlato prima perché tu l'hai fatta proprio spaventare quel giorno quando sei diventato spiritato. Paura, la tua versione è dicendo, ha paura di cosa? Dai, per favore, ma minaccia cosa? Io non ho mai minacciato nessuno, non ho mai minacciato nessuno, non ho mai minacciato nessuno. E portate una prova che io ho minacciato qualcuno. Sebastiano, io le sto dicendo un'altra cosa, io non metto in dubbio che questa signora con queste chiacchiere, per favore, no. Io sono venuto qua per parlare della nostra vita, della nostra storia, cosa mi aspetto. Sebastiano, per uscire da questa situazione difficile ci sono solo due strade. Prova ad attaccare Claudio Sterpin o fingi di non sentire l'audio. Allora io posso aggiungere questo. Claudio Sterpin stava braccando Liliana. Liliana era spaventata. Liliana è scappata, ha lasciato tutto a casa perché era veramente disperata. Questo attacco potrebbe non bastare, prova a includere anche Gabriele Salvo. E poi questa cosa di questi tre personaggi che erano lì nel posto delle fragole, e loro dicono, no, abbiamo avuto un intuito, secondo noi il corpo di Liliana era là, a 100 metri. Ma io mi dico, ma a un certo punto, se avete questo intuito, sarete andati a vedere, hai capito? Sì, ho capito molto bene, bravo. Non per infierire, però anche l'ultima notte hai detto tantissime volte che Liliana era serena, poi hai iniziato a dire che piangeva. Certo, era disperata, per quello piangeva. Io mi domandavo perché piangeva quella notte lì.
Mi sono chiesto tante volte, non ho mai avuto risposta. Sebastiano, ci sono troppe domande a cui dovresti rispondere, non ti conviene. È meglio che forse fai finta che non si sente più niente. Non sento niente, sai, non sento niente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.